Buonasera a tutti, benvenuti in questo luogo simbolo del nostro paese, Piazza San Carlo, che noi a malincuore negli anni forse abbiamo abbandonato, no? Come Greste, perché ci siamo spostati da tutt'altra parte, però visto che il nostro Greste quest'anno compie 20 anni, nella nostra memoria chiaramente questo posto ci fa aprire i cosiddetti cassetti dei ricordi. Per noi ci sono certe giornate che sono rimaste e rimarranno nella storia. Chi conosce il Greste, il nostro gruppo estivo che è iniziato proprio 20 anni fa, nel 2006, sa che noi ai bimbi offriamo una vasta gamma di divertimenti, ma anche di riflessione. E ci sono certe giornate, 1, 2 al massimo ogni anno, dove riflettiamo su un tema a noi molto caro, la legalità. Proprio stamattina, poche ore fa, ci hanno fatto compagnia gli amici della Polizia Postale di Agrigento e la dottoressa Manno, la procuratrice. E i nostri bimbi hanno fatto un sacco di domande. È vero che sono piccoli. Il nostro Greste è dedicato ai bambini che hanno dai 5 anni fino ai 12 e poi si diventa animatori dai 13 in poi. E per noi avere numeri così alti, pensate che abbiamo comprato 254 magliette, però il Greste è aperto anche alle famiglie, alle signore del Greste, ai papà. Quindi avere una fetta così grande di persone che sanno che per 3 settimane il paese si colora con tutti i sorrisi e le risate dei bambini. Gli stessi bambini però che ogni tanto ci dicono è bello perché facciamo oltre allo sport e a molte attività anche qualcosa che ci rimane dentro. E penso che questa sia una di quelle serate. Tutti abbiamo delle date particolari. Io l'altro giorno, spulciando un po' i video di Carmelo, mi sono accorto come ricordava come mentre si trovava nella redazione di Teleagras erano arrivate, a me è successo la stessa cosa tante volte, no? Ero a un liceale, terzo anno, era iniziata la scuola da un paio di giorni e non siamo entrati in quel settembre del 90 quando fu di Rosario Livatino. Stavo studiando per la maturità ed era maggio, il 92, poi arrivò luglio, poi il 93, insomma. E la data che mi è rimasta più dentro personalmente, e quella non la potremo mai dimenticare, l'ho citata spesso anche in queste giornate. Nel 92 votavamo per la prima volta quelli nati nel 73. Era il giorno dopo la Domenica delle Palme ed eravamo ad Agrigento. Abbiamo deciso, tutti i ragazzi che abbiamo votato per la prima volta, a Piazzale Rosselli, andiamo a prendere un cornetto, un cappuccino lì al bar vicino. Abbiamo scoperto dai giornali, perché all'epoca non c'erano i social, che abbiamo condiviso lo stesso spazio di chi ha aspettato Guazelli che uscisse per inseguirlo. Quindi per un ragazzo diciottenne scoprire che eravamo a 2 passi da qualcosa che sembrava lontana da noi, ma in effetti era molto più vicina di quanto immaginavamo. Quindi vi sono date che rimangono, date che ti segnano, perché a distanza ora di tantissimi anni è una giornata che non dimenticherò. Quindi intanto vi ringrazio tutti, ringrazio i bambini che sono l'anima del Greste, così come i nostri animatori. E se da 20 anni questa realtà non ha mai smesso di lasciare dei piccoli segnali, perché c'è un motore che non si è mai interrotto e spero che possa continuare ancora per molto tempo. Quindi fatevi un applauso tutti. E fra poco sarà il vostro momento, perché è la prima volta che un incontro di Francesco, che io ringrazio sempre, perché Francesco già comincia dopo Pasqua a dirmi cosa possiamo fare di bello. Chiaramente possiamo dedicare soltanto un paio di momenti durante il Greste, però questo era un appuntamento che non potevamo sicuramente disattendere. Quindi ringrazio Francesco per tutto quello che fa anche per la nostra comunità e per quello che continuerà a fare. Grazie Francesco. Do la parola al nostro arciprete Don Giuseppe D'Oriente. A Santa Elisabetta si fa un Greste speciale rispetto agli altri paesi. Io sono stato fra l'altro in tanti altri paesi, anche molto più grossi di Santa Elisabetta, ma generalmente il Greste dura una settimana. Noi lo facciamo durare tutto il mese quasi e ne sono veramente contentissimo e fiero.
perché innanzitutto viviamo un'atmosfera di festa durante tutto questo mese. I ragazzi sono occupati, giocano, si divertono, ma anche hanno dei momenti molto forti di formazione, e questo è importantissimo, perché noi non dobbiamo pensare solo alla formazione del corpo, crescere bene, ma innanzitutto ragionare bene, sentire bene. E ringrazio innanzitutto Stefano che si porta il peso di tutto questo mese, più di ogni altro. Io sono presente, mi assento, faccio anche gli altri, ma lui è stabile come una roccia. Poi ringrazio Francesco che sempre ci mette del sale nelle cose che noi facciamo, e questo sale dà sapore veramente a questo. E io personalmente non conoscevo per niente la figura di Pino Tragna, per un motivo per esempio, forse non se ne è parlato molto, ma anche se se ne è parlato quando è stato, io stavo in quei tempi in terre lontane e quindi non sapevo neppure cosa succedeva. Infatti mi ricordo che anche quello di Livatino l'ho saputo per caso, che mi capitò in mano un giornale del Corriere della Sera, e si parlava che un magistrato era stato ucciso. Però vi devo dire una cosa, e questo mi auguro che voi accogliete il mio consiglio. Io leggendo questo libro, per me queste persone che vedo la prima volta sono delle persone come se le avessi incontrate 30 anni fa, veramente. E i nomi Mariella, Gero, Ilaria, no? Sì, ho capito. L'avrei conosciuta con molto piacere, come ho conosciuto voi. Diciamo, sono diventati dei nomi normali, mi sembravano persone di famiglia, perché veramente l'ho letto in un giorno. Io leggo molto, però l'ho letto in un giorno perché l'ho cominciato, me l'ha dato il venerdì sera, il sabato mattina ero un poco libero, e i ragazzi non vanno al Gresti il sabato mattina, e devo dire, l'aria condizionata non la utilizzo io, quindi sto bene. Però devo dire, un libro pieno innanzitutto di una umanità, di un senso di valori, di uno spirito di sacrificio, che io dico veramente, noi ci troviamo accanto a noi persone che hanno veramente un peso e tante volte ci sembrano estranei. Noi seguiamo gente che non ha nessun valore oggi nel mondo, non ha nessun valore, sono vuoti di testa, di intelligenza, di cuore. E veramente leggendo quello che hanno fatto e che ha passato questa famiglia, che dal 90 in pratica è riuscita ad avere un po' di giustizia, io non dico giustizia, ma soltanto mi pare nel 2021, quindi dopo 30, cioè qualche giorno fa, diciamo, rispetto a noi. Voi, molti di questi qui non eravate nati nel 90 e questi l'hanno avuto qualche anno fa. Diciamo, veramente mi ha commosso. Per me è stato un libro, vi devo dire, e parlo come prete adesso, un libro di molta riflessione, di preghiera, un libro di una grande umanità, e quindi invito tutti, anche se ci fosse qualcuno che non credente assolutamente, lo invito a leggerlo, perché ci arricchisce di umanità. Io avevo letto un altro tuo libro, penso che Malerba l'hai scritto tu, e questo che mi fa piacere anche. Sì, quello e quindi veramente, diciamo, mi ha appassionato, ma specialmente mi ha impegnato con tutte le mie capacità a riflettere. Ecco, io vi invito a leggere, non parlo del libro perché non è mio compito, fra l'altro, ma vi ringrazio innanzitutto la famiglia, innanzitutto, che ha vissuto questo lungo calvario, e l'autore che ha saputo rendere tutte queste vicissitudini, diciamo, con delle parole, dei sentimenti, con delle immagini che ce l'hanno resi, a me me l'hanno reso proprio presente. È come se
avessi conosciuto sempre questa famiglia, ed è la prima volta che ci incontriamo. Allora io vi ringrazio di essere presenti, però vi assicuro, siete voi che riceverete tanto bene da questo incontro, e mi auguro che poi lo possiate leggere, non in un giorno magari, questo assolutamente, ma si legge benissimo in pochi giorni comunque. Grazie. Grazie Don Giuseppe per le sue parole, e ora cedo volentieri il microfono al nostro primo cittadino. Sì. Buonasera a tutti e benvenuti a Santa Elisabetta. Come ti dicevo poc'anzi, Carmelo, nel vederti mi sono emozionato perché ricorda la mia infanzia. Io ero bambino e sentivo parlare di te. Devo essere onesto, sei un orgoglio agrigentino. Saluto affettuosamente i familiari Tragna, la moglie, il figlio. Oggi parliamo di un libro scritto da Carmelo Sardo che si intitola L'ultima estate di un uomo per bene, una storia dimenticata, una verità negata. Bene Carmelo, illustre anzi giornalista e scrittore, grazie a te abbiamo scoperto la verità. Grazie a questo meraviglioso capolavoro che hai portato e che illustrerai alla nostra comunità. Come ti parlavo poc'anzi, bastano i piccoli gesti per cambiare la nostra terra. Basta non buttare la bottiglia d'acqua per terra. Basta parlare ai bambini del GREST e inculcargli il rispetto di Piazza San Carlo, di non buttare la cicca a terra. Un sentito ringraziamento, commosso devo essere onesto stavolta, va a Don Giuseppe D'Oriente in primis, perché organizza il nostro meraviglioso GREST estivo, un GREST che ci impegna per oltre 20 giorni a Santa Elisabetta, dove si parla di legalità, si parla di lotta alla mafia, dove si incontrano illustri agrigentini, dove si incontrano i sostituti procuratori della provincia di Agrigento, noti penalisti della provincia di Agrigento. Insomma, facciamo scuola. Un grazie sentito va al nostro Stefano, una persona distinta per bene qui presente, una persona che si spende veramente per il nostro paese. Dobbiamo tutto a lui, certo con il conforto sia spirituale ma anche umano di Don Giuseppe, però dobbiamo tutto a te, sei tu l'ideatore di tutti gli incontri. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare veramente di cuore il professore Francesco Rizzo. Grazie alla sua caparbietà, al suo stress mattutino, pomeridiano e serale, riusciamo a portare i bambini in piazza e a poter interrogarti oggi per parlare di legalità, lotta alla mafia e di una grande persona per bene qual era Pino. Grazie e buona serata a tutti.
E ora diamo parola al nostro ideatore di tutti gli incontri culturali che facciamo qui in paese, il nostro Francesco Rizzo. Grazie Stefano, grazie a tutti. Oggi il grazie più grande in assoluto va alla famiglia Tragna, perché, come ha già detto Don Giuseppe, in qualche modo ha ricalcato il sindaco. Per chi ha letto il libro, per chi lo ha sfogliato, ma per chi lo ha letto con intensità, ha veramente, come dire, non l'impressione ma la certezza. Ci siamo guardati negli occhi per pochissimo, da mezz'oretta che siete arrivati, e in qualche modo la pagina di Carmelo Sardo, che ringrazio infinitamente per aver accettato il nostro invito, ci fa entrare tutti, poi in un paese come il nostro a maggior ragione, ma tutti i paesi dell'Agrigentino che hanno vissuto anni terribili negli anni 90 e non solo, chi anche da un punto di vista familiare come me, quindi è un morbo che purtroppo ha toccato la nostra comunità da vicino, non può far altro che essere emozionato questa sera. E la cosa straordinaria a cui accennava Stefano e a cui accennava il sindaco è proprio questa assoluta normalità di Pino Tragna, una normalità che in questi anni burrascosi sta succedendo di tutto nel mondo. Don Giuseppe ce lo ricorda spesso, questa assoluta normalità che spesso appunto viene scambiata come semplicità, no? Era troppo una brava persona, era una persona che si fidava troppo delle istituzioni, che si fidava forse troppo della società, che spesso magari l'essere per bene nel nostro mondo viene scambiato come un segno di debolezza. Nel libro emerge spesso la questione del cinismo, del fatto che questo direttore di banca